Oggi 22 settembre 2025. Siamo qui nel parco della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus di Padova, nel Civitas Vitae Angelo Ferro, per testimoniare e per porre un segno concreto della testimonianza della nostra fondazione verso il problema della violenza sulle donne. Per questo abbiamo scelto un simbolo, che è un simbolo accettato comunemente nel mondo, quello della panchina rossa. Qui alla Fondazione noi siamo dedicati alla cura, all'assistenza, al supporto delle persone fragili e vogliamo identificare oggi in questa categoria anche le nostre donne che negli anni in cui ancora viviamo sono ancora oggetto di violenza e pertanto l'unica forma per dare testimonianza e per dare il senso di opposizione e di contrasto a questa violenza che ancora viene perpetrata a loro sfavore è quello di fare dei segni concreti, dei passi concreti, e questo per noi vuole essere un segno di rispetto per la vita, un segno di rispetto per le persone, un segno di rispetto per le persone che subiscono questi torti. Benvenuti qui oggi a questa inaugurazione di questa panchina rossa. La panchina rossa è un simbolo di messaggio importante di tutela della donna. Non poteva mancare all'interno del nostro parco, questo parco della coesione sociale, questo centro Civitas Vitae Angelo Ferro che si chiama infrastruttura di coesione sociale, perché dà messaggi di inclusione, di relazione, di attenzione all'altro, attenzione alla fragilità. La protagonista oggi è la donna, questa figura forte che però da molti uomini viene resa fragile, ma soprattutto non viene resa protagonista. Oggi abbiamo voluto proprio che questo simbolo dicesse: le donne sono protagoniste nella cura, sono protagoniste nella famiglia, sono protagoniste in tutti i luoghi dove si deve promuovere la vita della persona, e quindi da questo punto di vista il nostro essere presenti con questo messaggio doveva essere un messaggio che integrava già il nostro messaggio di coesione sociale, ma soprattutto un messaggio per tutte le generazioni e anche tutte le nazionalità. Qui abbiamo 50 nazionalità diverse che sono presenti, che operano nel nostro centro, e quindi diciamo che il nostro messaggio di presenza è anche un messaggio interculturale per tutti. Per noi a livello universale la donna va rispettata. È importante quello che lei ha detto, nominato prima di tutto rispetto, e rispetto è la parola che è stata scelta dalla Treccani quest'anno come parola simbolo. È stato significativo il fatto che la parola scelta l'anno scorso fosse femminicidio, quindi vuol dire che il rispetto è alla base di tutto e quindi c'è un cambiamento culturale da effettuare per riuscire a sconfiggere questa piaga del femminicidio e della violenza. Secondo gli Stati Generali delle Donne, infatti, il lavoro della donna, la figura della donna è imprescindibile da uno sviluppo equo e sostenibile. Ce ne sono circa 20 installate a Padova e comunque è un movimento che da quando è partito nel 2016, come dice la nostra Presidente, una marea rossa ha invaso il mondo, perché non solo in Italia, dove sono state installate circa 1500 panchine, ma anche nel resto del mondo. È stata inaugurata una panchina rossa anche nella capitale della Mongolia, Ulaanbaatar, e quindi è un successo per noi. Siamo qui oggi per inaugurare questa panchina rossa all'interno del parco dell'OIC, un luogo pubblico come i nostri parchi, le nostre piazze, dove la presenza di queste panchine, oggi si aggiunge questa presenza qui all'OIC, ci ricorda da un lato le vittime di violenza che non dobbiamo dimenticare, ma soprattutto ci ricorda quanto sia importante che tutti nella nostra società ci impegniamo nell'ambito delle pari opportunità, nel promuovere il rispetto, la gentilezza, l'amore, tutti quei sentimenti e quel tipo di attitudini che ci permettono di prevenire questo triste fenomeno che vogliamo prima o poi possa veramente finire. Sono molte le panchine che sono state installate nel corso degli ultimi anni qui a Padova, grazie anche a donazioni private. Questo è il segno che c'è una reazione da parte di tutta la società, perché quel lavoro di prevenzione che noi dobbiamo fare non è un qualcosa che rimane confinato alle istituzioni, ma deve essere un qualcosa che viene portato avanti da tutti i soggetti vivi nella società, e il fatto di avere negli spazi pubblici queste panchine rosse ci aiuta a creare quel sentimento diffuso che ci ricorda quanto sia importante prevenire ogni tipo di azione che possa portare alla violenza. Non possiamo più permetterlo.
Il simbolo della panchina rossa ci ricorda che il nostro deve essere un impegno quotidiano, una responsabilità sociale contro la violenza sulle donne. È importante avviare un insieme di iniziative che ci permettono di portare un seme di cambiamento, perché troppe sono ancora le donne vittime di questo dramma e ancora di più sono le donne che quotidianamente all'interno delle mura domestiche vivono situazioni di violenza e di disagio e di difficoltà. Accorgersi attraverso questo simbolo che dobbiamo impegnarci in questo è davvero importante. Io che rappresento oggi Confindustria Veneto Est abbiamo lanciato un'iniziativa rivolta a donne inoccupate e disoccupate, portandole a formarle ad essere inserite all'interno dell'ambiente lavorativo, perché sappiamo bene che un'indipendenza economica e un'autonomia può allontanarle da situazioni di difficoltà.